Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda Musica Indipendente. E la linea va subito a Francesco Caprini. Buongiorno Federico, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. C'è un ritorno di eco e benvenuti alla nuova puntata di musica indipendente. E partiamo subito con dire che tra 4 giorni siamo alla primavera e aspettiamo fiduciosi come sempre la nuova stagione fresca, vivace, piena di colori. Una sorta di metafora della nostra vita che passa lentamente dal colore fortissimo alle meno 50 sfumature di grigio. Non so se si è colto la battuta, però la storia è un po' questa. Allora faccio un appello a tutti quanti. Apriamo la nostra porta al mattino con un sorriso enorme e con uno spirito positivo. Non cambierà certamente il mondo, ma farà stare bene tutti noi. Pace sempre. Partiamo con Edoardo Bennato in Un giorno credi. Vai Federico.
Allora, abbiamo ascoltato Edoardo Bennato in Un giorno credi e è un po' il tema di oggi. Faceva riferimento alla primavera, al fatto che è la prima stagione dell'anno ed è una stagione che si apre a nuovo, ed è fresca, vivace, è divertente, è piena di aspettative e faceva riferimento anche al fatto che noi quando usciamo di casa, aprendo la porta al mattino, dovremmo avere questo sorriso enorme e con uno spirito positivo affrontare la città, la campagna, la nostra vita. La nostra vita che è piena di incontri, di personaggi che ce la raccontano, che pensano di essere i filosofi della vita, oppure che sono semplicemente dei lavoratori, altri vanno a scuola. E oggi vuole essere una puntata molto ironica su quelli che ce la raccontano, in qualche modo per far sembrare che la nostra vita è un po' più pesante del solito e che grazie a loro noi potremmo inventarci mondi e relazioni nuove. Sono i nuovi filosofi, i nuovi demoni, i nuovi personaggi sacrali che abbiamo messo lì e che attraverso loro possiamo arrivare veramente alla felicità, non lo so, però ironicamente oggi il tema della puntata è questo e inizio con un gruppo, si chiamano i Ministri, loro fanno rock, sono indie, sono dell'area milanese e più da 20 anni che sono sul mercato, diciamo così, e hanno debuttato tanti anni fa con un album molto polemico che regalava praticamente a chi lo comprava un euro. È molto carino, ce l'ho questo CD dove all'interno in cellofanata c'è questa moneta da un euro. Il brano si chiama Idioti, i ministri.
Eccoci qua. Allora, come dicevo prima, il gioco è quello proprio di far ascoltare delle canzoni dove gli artisti sono un po' dei santoni, sono un po' dei personaggi che la sanno lunga e noi non sappiamo nulla. Ma non è sempre così, ci sono anche quelli che la prendono alla leggera, ci invitano a fare un po' di tempo libero, oppure ci dicono che la leggerezza è la soluzione migliore per affrontare la quotidianità. Insomma, di storie tante ce ne sono. Adesso ve le propongo con i Baustelle, è una loro canzone storica, un altro gruppo indipendente italiano, tra l'altro affermato anche in mainstream. Loro sono i Baustelle, la canzone è Charlie fa surf. Baustelle. Bene, ritorniamo alle nostre canzoni e soprattutto a questo gioco delle parti, no? Dove c'è sempre chi dice qualcosa e altri che ascoltano, oppure c'è questa competizione nell'affermare un proprio principio e altri che devono subire. Insomma, in questo momento forse è giunta l'ora di mettere una canzone divertentissima della banda Bardot, un gruppo storico della scena indipendente italiana, nascono negli anni 90, sono tutti fiorentini, toscani e hanno avuto un grosso successo non solo nazionale ma anche internazionale perché
Enrico Greppi, che era un po' il loro leader, nonché vocalista, nonché autore delle loro canzoni, era nato in Belgio, poi si è trasferito in Lussemburgo. Il papà era un diplomatico italiano, però lui è cresciuto con, diciamo, una lingua madre francese. E quando ha fondato la banda Bardot, e prima ancora un'altra band, cantava un po' le canzoni in slang misto italiano-francese. L'ha chiamata Banda Bardot, naturalmente per omaggiare una grande diva degli anni 60, come la Brigitte Bardot, che in Francia ancora tuttora, e anche nei paesi di lingua francofona, è amatissima. Quindi, allora, per riprenderci una pausa dopo queste indicazioni dei nostri maître à penser, che sono stati un po' gli artisti che conosciamo, a raccontarci un po' le storie, a indicarci le strade. Direi di mettere la banda Bardot con un titolo che va perfettamente in linea con quello che stiamo raccontando, e cioè Se mi rilasso, collasso, della banda Bardot. Benissimo. Bene, non so voi, ma io mi sto divertendo. Naturalmente non voglio giocare sulla vostra pelle, per cui se avete qualcosa da dire, da raccontare, potete chiamare ai soliti numeri telefonici di Radio Libertà.
Ma mi piace molto appunto questa idea di riflettere sulle magiche parole che contengono le nostre musiche anche degli indipendenti. C'è la figura sacerdotale, il profeta, il filosofo, il nichilista, soprattutto nell'ambito della indie music, come si chiama da noi, c'è questo atteggiamento un po' saccente. E, a volte privo di leggerezza, che invece è tipico nei paesi anglosassoni, pigliarsi anche un po' in giro e dà loro anche la possibilità di ad arrivare a un pubblico più pop, termine più espresso da loro per esprimere la musica popolare, che non ha niente a che vedere con la popolarità della musica folk. Insomma, adesso mi mette un altro artista divertentissimo che viene dalla Puglia e ha in qualche modo stimolato molto la funzione della musica rap nell'ambito popolare. Lui si chiama Caparezza, che tutti conoscete, e il brano è Mica Van Gogh. Sentiamolo.
La linea torna a Francesco Caprini. Grazie Federico. Quanti brani abbiamo ancora? Ti chiedo cortesemente. Bene, allora adesso è il momento di un personaggio importante. Non lo considero però un millantatore, un subillatore, come molti artisti che conosciamo, che dall'alto del loro palcoscenico impongono o indicano qualità di vita e quant'altro. Qui abbiamo veramente un artista che invece è al di là, perché è un poeta e quindi i poeti, quando li leggiamo, ci fanno riflettere, cioè obbligano a noi di prendere una posizione, indipendentemente dal mondo, ma dalle emozioni, dalle sensazioni, da ciò che ci trasmettono, cioè mettono in moto un meccanismo che ci rendono particolarmente e fortemente protagonisti della nostra vita. In questo caso l'artista è Fabrizio De André e il brano che vi propongo è Quello che non ho. Allora, siamo alla chiusura della puntata. Abbiamo ascoltato alcuni brani significativi di quello che è un po' il panorama indie italiano e abbiamo aperto con uno storico artista dell'underground che è praticamente Edoardo Bennato, che negli anni 70, pensate, nel boom della sua stagione massima ha riempito San Siro, è stato uno dei primi. E abbiamo chiuso e stiamo chiudendo con De André, con quel brano Quello che non ho. Abbiamo ascoltato queste canzoni perché è un invito alla riflessione, un invito ad inventarsi la vita. La primavera è l'occasione migliore, perché è una stagione che ci regala tanti colori, profumi, usciamo dal mondo del grigio e bianco inverno, dal freddo inverno e quindi vorrei che questa sensazione fosse applicata proprio alla nostra vita quotidiana, quando incontriamo qualcuno, quando apriamo la porta, quando andiamo in strada,
quando siamo sul posto di lavoro, dare a questa nostra vita questo senso di vivacità, di colore e e di anche responsabilità, soprattutto responsabilità. Vi ringrazio tutti quanti, grazie dell'ascolto, grazie al nostro regista in redazione e come sempre pace, pace e buona musica. Ciao a tutti, alla prossima! Avete ascoltato Musica Indipendente,